Poeta, scrittore, giornalista. Polesano prima di tutto, Gian Antonio Cibotto se n'è andato in punta di piedi a 92 anni nell'intimità della sua casa in una Rovigo che è sempre stata la sua città anche quando i fatti della vita lo hanno portato altrove. Un territorio protagonista delle sue opere, divenute poi fonte di ispirazione cinematografica come per Lo Scano Boa di Giancarlo Marinelli o i film sul delta del Po realizzati da Florestano Vancini. Il nome di Cibotto divenne famoso per le cronache dell'alluvione o per La coda del parroco, ben prima che su altri suoi lavori vincessero i premi più autorevoli del panorama nazionale. Il Commisso con Stramalora, il Marzotto con La Vacca Mora e il premio Salotto Veneto con Il Doge è sordo. Altri premi come il Campiello e l'Estense lo hanno visto attivissimo nella veste di ideatore e promotore. Ma l'intellettuale fu amato per la sua poliedricità, ha alternato la narrativa alla saggistica. A teatro rilanciò nel dopoguerra Ruzzante, contribuendo alla rinascita del teatro veneto. Un dialetto magico che ha contribuito a diffondere sia come versi che come cronaca. Del giornalista Cibotto ha sempre mantenuto uno spirito attento alla critica, descrivendo la vita e i costumi della sua gente. Prima di venire catturato dalla magia del delta padano, con l'età avanzante si ritirava sempre più di frequente, come diceva lui, a contemplare l'infinito.